Buongiorno a tutti, sono qua Gio Stefano, direttore del Consorzio Vini Venezia, realtà consortile che tutela e promuove 5 denominazioni presenti in 3 territori distinti. Il territorio della Venezia DOC, che si estende nella provincia di Treviso e nella provincia di Venezia, il territorio storico del Piave, che si estende a partire dai piedi delle colline di Conegliano del Montello sino ad arrivare alla foce del fiume a Cortellazzo, e il territorio da cui vi parlo oggi, storico dell'Isompra Maggiore, che si trova nel Veneto orientale, tra il fiume Tagliamento e il Livenza. Oggi mi trovo, per la precisione, nel cuore della produzione dell'Ison classico, un piccolo areale all'interno dell'Isompra Maggiore. Mi trovo qui per fare il punto della situazione fenologica e fitosanitaria di questi 3 territori che si accomunano per un'annata con scarse precipitazioni atmosferiche e temperature spesso al di sopra della media, e una presenza di Scaphoideus titanus, o meglio della fitoplasmosi flavescenza dorata, abbastanza rilevante in questi territori. Fortunatamente le trappole cromotropiche raccolte nell'ultimo periodo per il rilevamento degli stadi infettivi dello Scaphoideus, ovvero degli adulti, ha segnato sia nei vigneti convenzionali sia nei vigneti biologici una situazione relativamente sotto controllo. Detto ciò, potremmo ipotizzare, per un andamento stagionale abbastanza veloce nello stato vegetativo e riproduttivo, delle operazioni di raccolta che potrebbero essere anticipate rispetto alle scorse annate, soprattutto per le varietà precoci come il Pinot Grigio, particolarmente diffusi in questi 3 territori, ipotizzando un inizio della raccolta verso la settimana di Ferragosto, verso la fine di questa settimana. Dal territorio storico dell'Ison classico vi saluto.